una raccolta firme per chiedere alle istituzioni di fare tutto il possibile per salvare la Riela dal fallimento. È l'iniziativa per chiedere di salvare l'azienda di logistica catanese confiscata alla mafia negli anni 90, su cui l'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati ha chiesto la messa in liquidazione a causa della posizione debitoria. A lanciarla i lavoratori del gruppo Riela, i segretari provinciali e cittadini del PD Luca Spataro e Saro Condorelli, il segretario nazionale dei Giovani Democratici Fausto Raciti, il segretario provinciale Damiano Pagliaresi e Roberto Licalzi del gruppo di acquisto solidale Le Galline Felici. Con questa petizione, ha detto Berretta, vogliamo rivolgerci a chiunque abbia a cuore le sorti di un'azienda come la Riela, simbolo dell'antimafia, il cui fallimento rappresenterebbe una sconfitta per lo Stato e per tutti noi siciliani. I promotori dell'appello si rivolgono a tutti i partiti politici, alle forze sindacali e sociali, ai singoli catanesi, affinché possano condividere questo appello rivolto alle istituzioni. Il nostro auspicio, sottolinea il promotore dell'iniziativa, è che la Prefettura di Catania, il Ministero dell'Interno, l'Agenzia per i Beni Confiscati facciano tutto il possibile per salvare la Riela, perché esistono ancora delle possibilità per evitarne la messa in liquidazione.